Acragas è stata conquistata, la Valle dei Templi è stata invasa, Pienone ieri pomeriggio lungo la via Sacra per la rievocazione storica del 210 a.C. Andata in scena ai piedi del Tempio di Giunone. Ad assistere al suggestivo e coinvolgente spettacolo storico circa 10.000 persone. C'era la città di Agrigento, ma c'erano anche tantissimi residenti della provincia, ma non soltanto, anche parecchi turisti stranieri, giapponesi e cinesi soprattutto, per rivivere l'atmosfera che si respirava ad Acragas nel III secolo a.C., quando la città era contesa tra i romani e i cartaginesi, pronti a darsi battaglia nella simulata ricostruzione degli eventi. Lo scontro ha preso il via dopo l'introduzione del presidente del parco archeologico Giuseppe Parello. La storia non si studia solo sui libri, al mio via scatenate l'inferno, ha detto, dando il via alla guerra. E tra le tende dell'accampamento si è assistito alla tessitura a telaio, in esposizione strumenti della medicina romana, le perle di pasta vitrea prodotte dai cartaginesi, ma anche occasione per scoprire le ricette della cucina romana e osservare le stoviglie che utilizzavano. Questa iniziativa si inserisce nell'ambito delle rievocazioni storiche organizzate in varie città italiane. Acragas è stata conquistata. Ieri gli ingressi alla Valle dei Templi, complice anche il fatto che essendo la prima domenica del mese l'ingresso era gratuito, un tripudio di presenze. Serrati i controlli nei due varchi d'ingresso dove si sono registrate lunghissime code assieme a quelle veicolari con il traffico in tilt, parcheggi di fortuna. E a proposito c'è una nota polemica del consigliere comunale di Agrigento Gerlando Gibilaro che afferma: la guerra combattuta nella valle ha determinato un nuovo input di crescita culturale, turistico e di immagine per la città. Peccato che l'altra guerra, quella scatenatasi nel contesto viario che certifica come l'amministrazione Firetto, avente competenza compartecipata nella gestione del territorio e della viabilità, non sia stata all'altezza di prevenire adeguatamente tali disagi.